Per la Nuorese il 2012 si è concluso nel migliore dei modi. La vittoria ottenuta a Posada, la 10ª consecutiva, fa rimanere a 8 punti il distacco dalla principale inseguitrice, quel Valledoria che nella prima metà del girone di andata ha indossato i galloni di capolista. Poi la Nuorese, dopo un prevedibile rodaggio, ha spiccato il volo e da allora non c'è stata storia. I verdi-azzurri, guidati dal tecnico Gianni Coccone, sono lanciati verso la conquista della promozione in eccellenza. Il vantaggio è cospicuo, l'organico è all'altezza della situazione e gli avversari, visto l'andamento degli scontri diretti, non sembrano in grado di insidiare il primato di Coco e compagni. Alla ripresa del torneo, il 6 gennaio, la Nuorese affronterà il Fonni in una gara che potrebbe dare ai verdi-azzurri la spinta definitiva verso il salto di categoria. Ma se la prima metà del 2012 si è chiusa alla grande, i primi 6 mesi dell'anno hanno visto la Nuorese retrocedere al termine di un campionato nato male e finito peggio. Questo nonostante il cambio di dirigenza con l'arrivo alla presidenza di Paolo Froghieri e del suo gruppo, che hanno fatto una serie di acquisti per rinforzare la squadra, e all'arrivo in panchina di Marco Sanna. Un campionato che dopo una lunga e positiva rimonta si è concluso di fatto in occasione del pareggio per 1-1 a Gavoi col Taloro, che ha segnato la fine di ogni sogno a salvezza. Un risultato che la Nuorese avrebbe meritato sia per l'impegno profuso dalla società che dai giocatori. Alla retrocessione è seguita una lunga crisi societaria durata alcuni mesi che ha messo a forte rischio anche la possibilità che la Nuorese potesse iscriversi al campionato di promozione. La svolta ai primi di agosto con l'arrivo ai vertici della società verde-azzurra di Michele Artedino che ha rilanciato la società. Per i tifosi verde-azzurri, in fin dei conti, un ottimo finale di 2012, un anno che era iniziato malissimo. E con la prospettiva che il 2013 sia, almeno calcisticamente, l'anno della definitiva riscossa.